Oh, sta vedendo fuoco tutto là! Oh, tutta la montagna! Allora, nostro padre non ci voleva far comprare il casco integrale. Mamma mia, fa un bordello allucinante. Siamo nelle favelas di Ligola, tipo mood Rio de Janeiro. Sì, siamo senza target e pieno di polizia. Sembravano tanto poliziotti quelli. Si sono chiamati dentro la macchina. Si stavano alzando in aria con Oh, l'R1 a fare off-road! L'R1 a fare off-road! No! Oh, sono passati senza targa, nazzi militare, mi hanno guardato! No, questa trama è fotonica, bellissima. Ah, ragazzoli, stiamo lasciando l'accademia. Stiamo andando al raduno dei Black Storm. Abbiamo fatto un po' tardi, come al solito. Io non riesco più ad andare in moto in orario. Cioè, nel senso, lavoro troppo, fa parte del percorso. Prima lo facevo per gli altri, adesso lo faccio per me e per la mia passione. Quindi sti gran cazzi, ci sta, camma fa. Cammina in gruppo, piano, tranquilli, è un passo svelto, siamo un bel po' di noi, meglio che ci prendiamo i giusti spazi, siamo tutte persone che non ci conosciamo, anche quello è il punto, cioè, nel senso, non ci conosciamo magari alla guida. Oh mamma mia! Scappa, scappa! Carabinieri! Oh, che bella situazione! Oh my god, no way! Ciao! Che grandi! Ci sono dei pulotti! Buonasera! Ma si trova vivo sto scarico? Ora sono arrivati. E dici qualcosa però se devi uscire nel video. Facciamo una foto. Ma no, devi dire qualcosa di interessante per il video. Valetti, ma ti devo dire una cosa. Questa la metto, questa la metto. Tu cosa dici per farti perdere nel video? È un bello scarico. È un bello scarico. Questo, tu cosa stai pensando? Secondo me questi specchietti sono troppo grandi e sono troppo legali soprattutto. Non ti metterò nel video adesso. Devo chiedere un favore. Dimmi, soldi non ne ho. No. Ok, meno male. Allora, nostro padre non ci voleva far comprare il casco integrale per la moto, che ha detto non ti serve adesso, fa caldo. Questo ragionamento è strano. Ma perché avete la moto? Sì. Che moto è? No, non siamo venuti qua con la moto. E andate col casco jet. Ah. Ci vuole l'integrale. Ci vuole. Glielo facciamo un video? Glielo Vai, chiamiamo? vai. Valentino, puoi anche dire a mia mamma che mi compri questa moto? Per favore. Ti dipende la pit bar, ma questa è tutta consumata, questa pit bar. Guarda là, c'ha le ruote che non so buone. Sicuro problemi di gocciolamento. Questa c'ha un sacco di problemi. Babbo, un messaggio per te. Ma il casco integrale è fondamentale. Cioè dovete prenderlo, il casco è importante. Quindi prendete il casco integrale, non la fate andare in moto con il casco jet. Buona serata. Signora, ho rubato il telefono di suo figlio. È in ostaggio anche lui. Ha detto che non dovrà essere rilasciato finché non lo porta in accademia, che deve imparare ad andare in moto. Vi aspettiamo. Buona serata. Lo rilascio, non vi preoccupate. Certamente, vai. Ah, inizia questo night ride pazzarello. Però senza la visiera, perché ho la visiera scura. Quindi ho il vento negli occhi, la polvere, le pietre, i moscerini, non vedo un cazzo. Non ho capito perché si sono fermati. Bella. Comunque.
gol in ceffone te lo giro a palla, già ti metto in carena sento qualcosa, nel momento in cui mi sei passato davanti non ho sentito più cazzo. Mamma mia, fa un bordello allucinante. No, fa un bordello. Moments later. Ah, stanno partendo. Sì, 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 eccoli. Che goduria! C'è le monete? Grazie. Dividi Poppi, forza Napoli. Quanto mi piace farla strillare. Ma che cos'è l'R1? È come il Tuareg, una bicicletta, Alessio! Mi hai fatto fare il giallo! Ho visto che te ne stai andando, cornuto! Vuole prendere aria. 6 metri marciapita, una camera a mizza via, non mi spiega. Si sono chiavati dentro la macchina. Hai visto il ragazzo con l'XD? Si è azzeccato addosso a questa 5. L'ho visto. Il ragazzo se n'è andato che li ha appesi. Il ragazzo è rimasto così difficile. Quello mi è venuto addosso. Quello mi è venuto addosso. Quello mi ha tamponato. Che lo voglio sapere. Il vigile non se ne è fottuto proprio. Che deve fare? Many buckets later. Tu mi sai, non ha senso, cioè, io non mi spiega. Caramba, e tutti quelli là davanti senza casco, a due che già stavano morendo, li stavano alzando in aria, coglioni. Fast as fuck, boy. Guarda questi, c'è passata 1 millimetro. Ha riaffocato che taglia corrente, vedete come fa? The next day. Che cazzo hai fatto? Voglio vedere la luce del sole, che ancora non l'ho vista nemmeno io la luce del sole. No, fra. Spacca i culi. Bello, No, questa trama è fotonica, bellissima. Facciamola fuori. Vai, vai, vai. Mettila al sole che la voglio vedere anche io. Sono curioso. Va via. Cazzo. Esplode tutto il brillantinato. Fratelli, tu l'hai vista al buio, bravo. Poi c'è le sfumature che ti riprende anche un po'. Sì, lo scarico. Quanto è bella senza specchietti. Senza specchietto è un'altra storia. Ti piace? E mo la portiamo un po' in pista, mo. Ora, in questo momento, va. E quando deve entrare a folle non entra a folle, va a fanculo. Siamo nelle favelas di Licola, tipo mood Rio de Janeiro. La camera carica è impazzita. L'R1 che slitta perché si vuole far sentire. Questa è una rapina! Questa è una rapina, fermati, dammi la bicicletta. Che stai facendo con questa pistola? Sì, vi metto su YouTube, vi metto. Come no?
Ma l'hai visto con stai pistolando? Aspetta, c'è la moto, non la spoilerare. Grandi, raga. Sì, si vede. Che mostri, come sono belli. Rimarrò bloccato sulla sabbia? Sì, molto probabilmente. Sono rimasto a piedi prima del tempo? Sì. R1 di merda. Rimani bloccato, mo. Io vado con la moto piano. Oh! Voglio uova sulla sabbia! No, non devo perdere a brivio, no. Sono bloccato. Bloccato! Quello lo so, vogliamo spingere, mano? Ce la fai? Vai. No, ma tu devi prendere velocità, poi scorre. Vai, sta scorrendo. Vai. È normale, vai. Tu spingi. Non ti preoccupare, manda in chi. E più andiamo avanti, più diventa morbida. Non andate con le carenate sulla sabbia, non ha senso. Ma fare il content è semplice, Manu dicevano. Oh, come camera car. Oh lì. No, lo so, ci dobbiamo mettere là. Non vi preoccupate, facciamo lanciare, state tranquilli. E perché dici così? Approved. 2000 years later. Oh, l'R1 a fare off-road! L'R1 più forte di Napoli! Sulla gabbia morbida! Oh! Guarda, stavo cadendo brutto! No! L'avevo appena lavata! Tecnologia, questa serve per fare meglio aderenza, amico mio! Se la sono rubati. Sto girando senza patente e senza targa perché me la hanno sequestrata la patente. Amore, come te lo può? Tu non hai nemmeno il casco. Non sia mai, capite? Stai attento, ti scotti. Se tocchi lo scarico ti scotti. Si fa malissimo, a me come ne fotto. Tocca, così ti scotti, ci divertiamo. Ah! Hai visto? No. Venite a scuola, oggi sono stato a 5 minuti dalla scuola. Venite alla scuola di moto e vi faccio fare i giri a tutti quanti. Stai registrando, Pascal? Ehi, come la conosci questa casa? Voi non siete di questa generazione? No. Già di misa a paura. Ragazzi, ascoltate Kid Slam che a noi ci ha cresciuto. Voi adesso ascoltate Sfera e basta. Ma Kid Slam è tutta un'altra storia. Andate a casa e vedete Kid Slam. Ora riporteremo Kid Slam di moda. Kid Slam e Uomo Disu. Sono i più forti della scena del rap napoletano. Gelier, arroba Gelier. Yes, solo AliExpress, così risparmi. Tu questa bici secondo te da dove viene? Da €1. Non sopportate. E dove l'ha comprata a €1? Su AliExpress. Ma me ne siamo voluto leva. Ma me ne criminale. Mi vieni a fare un altro. A breve vengo con una nuova moto. Mi fai un'impennata da qua? Dove impenno con questo? Ma c'ho pure le ruote sporche di sabbia, quasi scivola, va. Modificarle, come fai? E modifico io. Signora, mi stanno minacciando che il pistolo sulle pigliamo la motocicletta. È venuto vicino al quadrato con te? È una pistola fatta vicino a me, mi stai mettendo paura. Il tram con la motocicletta, guardate te in culo, perché non nascondi? Qua ma scasa, guardi scasa. Later that night. Sì, siamo senza target e pieno di polizia. Ah, che cazzo di ansia. E ragazzi, vi siete persi la reazione di tutti quanti perché la camera spenta. È stato bello però. Le ragazze l'hanno apprezzata di più, anche Savio l'ha apprezzata tanto. Tipo così. È bella raga, è bella. Cosa sta? Oh, sta vedendo fuoco tutto là! Wow! È un albero, che cos'è? Wow! Oh, tutta la montagna! C'è bordello, io la parcheggio qua. Così evito di farla vedere, che dici? Come sei arrivato al raduno? A piedi? Coi caschi qua. Che caschi? Arriviamo correndo. Loro che in motocicletta a Perù ci hanno messo a rete.
A correre, no, Rocampo, ha messo la rete, oh. Buonasera. Ragazzi, mi sto andando a rubare la moto di Savio per fare questa cosa. Savio mi ha detto in poche parole: sono più contento a dartela per fare i 300 che per fare questa stronzata qua in mezzo. Proviamo e vediamo. Tutti quanti ragazzi con le carenate non ci stanno riuscendo. È così tanto difficile. Lo faccio anche con una moto che non è mia, quindi sarà ancora più difficile. Non è nemmeno la mia. Controbilancia al peso. Più lento, sono 30 secondi. L'altro ha fatto 1 minuto e 30. 1 minuto e 30. Later. Ma ci pensi, dai. Ce la fa. Ha detto vai. Sì. Oh, sono passato senza targa, danze militare, mi hanno guardato. Vai, mi ha fatto segno campo, no, bellissimo. Sì, bravo, bellissimo, bellissimo. E guardi.